Buongiorno da Sicilia 24, i titoli del telegiornale. L'arresto di Giuseppe Castiglione, probabili ripercussioni all'Ars e al Comune di Catania. In caso di sospensione lo scranno al Parlamento della Regione toccherebbe ad Alessandro Porto, attuale assessore della Giunta Trentino. Da Bagheria a Casteldaccia la 42esima edizione della Marcia contro la mafia, massiccia adesione di cittadini e associazioni in una giornata di riflessione. Blitz nazionale contro la criminalità giovanile, coinvolte 4 province in Sicilia, arresti anche tra i minori. A Palermo vandali in azione contro una catena di negozi per la casa. Lavori in ritardo e posti letto non attivati. La Corte dei Conti boccia la sanità in Sicilia, intanto fa discutere la proposta di trasformare i medici di famiglia in dipendenti pubblici. Meno infortuni ma più morti sul lavoro. Allarmanti i dati dell'Osservatorio Provinciale per la Prevenzione degli Incidenti, riunito oggi a Catania. Alessio Boni nei panni di Zeus, successo a Modica per Iliade, il gioco degli dei, riscrittura del capolavoro di Omero. Calcio, il Palermo al lavoro in vista della gara interna contro il Brescia per inseguire continuità in Serie C tra infortuni e squalifiche, e rebus formazione per il Catania contro il Foggia. Bentrovati. Avrà probabili ripercussioni non solo all'Ars ma anche al Comune di Catania l'arresto del deputato regionale Giuseppe Castiglione. Non si tratterà solo di conseguenze giudiziarie. In caso di sospensione lo scranno toccherebbe a uno degli attuali assessori comunali del sindaco trentino. Ma sentiamo il servizio di Manlio Viola. Rischia di essere un vero e proprio terremoto politico la vicenda di Giuseppe Castiglione, il capogruppo degli autonomisti e popolari all'Ars, arrestato 2 giorni fa dai carabinieri del Ross perché è accusato dalla DDA di Catania di aver stretto nel 2022 un patto elettorale con le cosche. Castiglione ieri si è difeso nell'interrogatorio di garanzia e il suo avvocato ha preannunciato ricorso al Tribunale della Libertà, ma nel frattempo la Commissione regionale antimafia, di cui è componente, ha avviato le procedure per la decadenza dall'incarico. Questa mattina invece è stata avviata dalla presidenza dell'Ars la procedura per la valutazione dell'impedimento. Si chiama tecnicamente così, infatti, il percorso tecnico giuridico che porta alla sospensione o alla decadenza da deputato regionale per l'indagato. Bisognerà attendere l'arrivo delle carte dalla procura e con questa la commissione verifica poteri si riunirà e proporrà all'Ars la decadenza o più probabilmente la sospensione e la surroga in attesa del processo. Con la sospensione di Castiglione le porte del Parlamento si aprirebbero per il primo dei non eletti e il posto toccherebbe ad Alessandro Porto, attualmente assessore comunale alla Polizia Municipale, Viabilità, Protezione Civile e al decentramento del Comune di Catania. Ma l'incarico è provvisorio. Se Castiglione dovesse essere scagionato in qualche modo prima della fine della legislatura, Porto dovrebbe restituirgli il seggio. Una situazione che crea incertezza per effetto di una legge spesso considerata incostituzionale, ma mai impugnata davanti ai giudici della Consulta. I tempi comunque non sono celeri e Castiglione ha già fatto sapere che intende dimettersi da capogruppo e dagli incarichi in commissione. Diversa invece la situazione che riguarda lo scranno di Sala d'Ercole ed è proprio lì che si annidano le incertezze. E oggi la marcia antimafia da Bagheria a Casteldaccia. 42 anni dopo i cittadini onesti e le associazioni hanno continuato e continuano a ribellarsi a Cosa Nostra. Una giornata molto partecipata, ma sicuramente anche una giornata dedicata alla riflessione. Marco Gullà. Una massiccia adesione alla 42esima marcia antimafia Bagheria Casteldaccia. In tanti questa mattina hanno partecipato al lungo corteo per dire no alla mafia, alla droga e alla corruzione, corteo promosso dal Centro Studi Pio La Torre. Un'edizione alla quale hanno aderito numerose realtà del mondo istituzionale, associativo, scolastico e sindacale. Presenti anche i comuni del comprensorio, la Commissione regionale antimafia, le consulte giovanili e poi le fondazioni e ovviamente i singoli cittadini. Ha sconfitto la mafia stragista, ma non tutta la mafia, che uccide, continua a uccidere con la droga, con la repressione, con l'estorsione, con mettere in discussione il sistema democratico del Paese e la libertà dei cittadini. 42 anni fa, la rivolta di cittadini e associazioni contro le stragi di mafia. La mafia non è soltanto memoria, ma è
testimonianza del presente. Un paio di giorni fa anche qui a Bagheria ci sono stati degli arresti per mafia e per questo ringrazio le forze dell'ordine e la magistratura. Noi dobbiamo alzare sempre di più l'asticella. A sfilare anche il presidente della Commissione regionale antimafia, Antonello Cracolici. Abbiamo il compito di promuovere tutto ciò che serve a creare le condizioni di una reattività dell'opinione pubblica. Maxi Blitz oggi in tutto il paese contro la criminalità giovanile. Coinvolte in Sicilia ben 4 province, ci sono stati degli arresti, tra questi anche minorenni, ma ci fa il punto Simona Mazzone. 60 maggiorenni e 13 minorenni arrestati per reati contro la persona, compreso il tentato omicidio. Altri 142 giovani denunciati per ricettazione, possesso di armi e droga, tra loro 29 minori. Sono alcuni dei numeri del Maxi Blitz partito in tutta Italia contro la criminalità giovanile e che in Sicilia ha coinvolto 4 province. A Catania arrestati 3 giovani, 2 maggiorenni di 33 e 26 anni per spaccio nei quartieri rispettivamente di San Giorgio e San Cristoforo e un minore di 17 anni per detenzione di armi clandestine e munizioni. A Palermo gli agenti hanno setacciato le piazze Vittorio Veneto e Don Bosco e quella limitrofa al centro commerciale Forum. A Messina controllati giovani in diverse zone del centro cittadino, tra cui le piazze Cairoli, del Popolo e Unione Europea e in alcuni rioni della città, e infine Caltanissetta. I poliziotti hanno sequestrato gioielli e cellulari rubati, armi, droga e individuato 600 profili social inneggianti all'odio e alla violenza fisica anche contro appartenenti alle forze dell'ordine. Controllati 150 immobili, di cui 2 istituti scolastici e 23 strutture di accoglienza per minori stranieri non accompagnati, ma anche diversi luoghi di aggregazione, giardini e piazze della Movida, e perquisiti circa 13.000 giovani, di cui 3.000 minorenni. Recuperati anche oggetti rubati, tra cui collane d'oro, cellulari e 50.000 euro in contanti. Sequestrate 8 pistole, un fucile a canne mozze e altre armi e munizioni, e diversi chili di droga tra cocaina, cannabinoidi, eroina, ecstasy. Molti dei giovani sono stati individuati anche grazie agli stessi autori dei reati che si sono autopubblicizzati sul web durante risse e danneggiamenti, furti e spaccio, persino durante un tentativo di omicidio. E a Palermo, notte in cui i vandali sono entrati in azione, diversi gli episodi, ad essere presa di mira una nota catena di negozi per la casa e la cosmetica. Ma sentiamo. Ancora una notte di furti, vandalismo e danneggiamenti a Palermo. Ad essere presa di mira questa volta una nota catena di negozi di detersivi, casalinghi e cosmetici. 2 furti con spaccata sono stati messi a segno ai danni di 2 diversi punti vendita della medesima catena, le bolle di Giugiù. Il primo nel punto vendita di Via dei Cantieri. Erano le 2:30 quando 2 uomini con il volto coperto hanno tagliato con le cessoie la saracinesca, sono entrati nel locale e hanno portato via il contenuto della cassa dopo aver spaccato completamente la vetrina e il bancone. Il bottino è da quantificare, ma il danno arrecato alla struttura è consistente. Il solo sistema di registratore di cassa vale circa 10.000 euro. Il secondo colpo è avvenuto intorno alle 4 del mattino. Sempre 2 giovani con il volto coperto hanno preso di mira il punto vendita di via Eugenio Lemiro. È stato rotto il lucchetto della saracinesca e sfondata la vetrata. La cassa in questo caso è stata svuotata sul posto. Le indagini su entrambi i colpi sono condotte dai carabinieri. Appena 2 notti fa, sempre 2 giovani avevano preso di mira il noto locale, invece le Savocherie di via Principe di Villafranca, in pieno centro città, mandando in frantumi le vetrine a colpi di mattoni, ma in quel caso non sono riusciti a portare via la cassa nonostante i danni arrecati al bancone nel tentativo di scardinarla. Qualcuno ha fatto scattare l'allarme alle forze dell'ordine e i malviventi sono stati costretti a scappare. La Corte dei Conti boccia la sanità regionale, lavori in ritardo, posti letto non attivati, occasione perduta dunque con le risorse del Covid. Lorena Dolci. A distanza di 5 anni dall'inizio della pandemia da Covid, le risorse stanziate per il potenziamento della sanità regionale non hanno raggiunto l'obiettivo, un'occasione persa. Lo dice la Corte dei Conti, che bacchetta gli ultimi 2 governi regionali. Dovevano essere realizzati 720 posti letto di terapia intensiva, se ne contano 253 di terapia intensiva e 318 di semi-intensiva. Mancano all'appello 149 posti letto che lo Stato aveva autorizzato.
Gravi anche i ritardi nelle aree di pronto soccorso. A fronte di 24 interventi programmati, solo 8 sono stati effettivamente realizzati, di cui 6 collaudati e in uso. È una netta bocciatura quella della sezione di controllo della Corte dei Conti sulla gestione delle risorse del PNRR. Mancati gli standard nazionali, la sanità non ne esce rafforzata. L'ente di controllo solleva dubbi anche sul nuovo piano di organizzazione delle terapie intensive e subintensive voluto dalla Regione, puntando il dito contro opere e lavori non ancora conclusi o addirittura mai avviati. Dall'istruttoria dei magistrati emergono tutte le falle del sistema organizzativo regionale. Il giudizio è lapidario, un'occasione perduta. La Regione da parte sua contesta i numeri e cita alcuni ospedali dove i posti letto sono stati attivati, chiarimento che non basta all'opposizione. PD e 5 Stelle chiedono di riferire in aula, mancano mezze risorse umane, dicono, soprattutto medici. E intanto, parliamo sempre di sanità, fa discutere la proposta di trasformare i medici di famiglia, attualmente in convenzione, in dipendenti pubblici assunti dal sistema sanitario. Questa mattina a Buongiorno Sicilia la posizione del dottor Domenico Grimaldi. Sentiamo uno stralcio estratto proprio dal programma di oggi. Non è l'aspetto giuridico che cambia la qualità dell'assistenza. La qualità dell'assistenza cambia solo se vengono rispettate quelle regole che vengono sottoscritte e se da una parte, io dico questo, io dico anche che la stragrande maggioranza dei medici di famiglia oggi fa quello che può rispetto al passato per l'enorme sovraccarico burocratico che è dato al medico. Che cosa si chiede al medico di famiglia che ha fino a 400 pazienti? Di dedicare a questi pazienti 6 ore della settimana, 6 ore a 400 pazienti, il resto, perché dovrebbe fare 38 ore come dipendente del servizio sanitario, il resto invece andrebbe dedicato a queste strutture, fare servizio in queste strutture. Noi siamo pronti a fare le 38 ore che lo Stato vuole che vengano fatte, ridiamo quando lo Stato fa finta che ci vuole assumere. Una parte dei medici di famiglia in Italia, lo 0,9% per fare i numeri, cioè io dico sono abbondanti, l'1% dei medici italiani gradirebbero il passaggio alla dipendenza. Ma qual è veramente il problema? Non è che per caso vorrebbero eliminare il rapporto con i medici di famiglia e i pazienti e poi dire sta riforma è fallita, diamola ai privati. Diminuiscono gli infortuni, ma aumentano i morti causati dagli incidenti sul lavoro. Sono i dati preoccupanti dell'Osservatorio Provinciale per la Prevenzione degli Incidenti proprio sui luoghi di lavoro. Si è riunito infatti oggi l'Osservatorio alla Torre Biologica dell'Università di Catania. È andata per noi Eva Spampinato. Abbiamo avuto in Italia l'anno scorso con infortuni sul lavoro dai dati INAIL 1090 infortuni mortali, a Catania abbiamo avuto 18 infortuni mortali l'anno scorso e 7300 circa infortuni non mortali. Questi numeri non parlano solo di statistiche, ogni punto percentuale in più è una vita spezzata, una famiglia distrutta. Per questo torna a riunirsi l'Osservatorio Provinciale per la Prevenzione degli Incidenti sui luoghi di lavoro e lo fa tra gli studenti dell'Università di Catania alla Torre Biologica. Sono diminuiti gli infortuni, ma sono aumentati quelli che sono i decessi proprio per gli infortuni. Anche il nostro territorio non è esente da questo. Il ruolo dell'osservatorio non sarà risolutivo, ma vuole mettere insieme e coordinare i lavori sul tema, accendere i riflettori sul fenomeno grazie a 3 tavoli di lavoro, sulla prevenzione, sui settori a rischio e sulla prevenzione nelle attività lavorative delle donne. Per avere un quadro del completo un po' di quelli che sono i settori più a rischio. Allora la direttore dell'INAIL ha individuato come settore più a rischio, laddove si sono verificati più incidenti, il settore dei rifiuti. La prevenzione è la chiave, investire sulla formazione e promuovere una cultura della sicurezza anche tra i giovani può ridurre gli incidenti di domani. La formazione oggi rischia di non essere efficace, non è vero che non se ne fa formazione, di quantità della formazione ce n'è, ma la formazione deve diventare efficace, cioè deve riuscire a incidere sui comportamenti, sulle procedure, sull'organizzazione aziendale della sicurezza. Questa è una delle più grandi criticità del sistema nazionale della sicurezza. L'ASP intanto annuncia nuove assunzioni, saranno 49 i nuovi ispettori tecnici per le attività di controllo e prevenzione e incominceranno il loro lavoro tra poche settimane.
Un pericoloso smottamento si è verificato a Messina, nel quartiere di Visconta. Ecco, lo vedete dalle immagini, via Polveriera. Questa mattina il dissesto improvviso ha provocato la caduta di massi e piante oltre a un palo della luce su un'arteria parecchio trafficata. Non ci sono feriti. Al momento della frana, infatti, per fortuna non c'erano auto o pedoni in transito. Sul posto vigili del fuoco, protezione civile e la polizia municipale, i tecnici di AMAM, per verificare una possibile perdita di acqua in quella zona. Adesso ci fermiamo, c'è una pausa e poi torniamo tra poco. Andremo a capire cosa accade quando le strisce blu, appunto per la sosta delle auto, sono sbiadite, e ovviamente cercheremo di capire cosa accade in caso di multe. A tra poco. Seconda parte di Sicilia 24, a Catania le multe agli automobilisti in sosta sugli stalli blu scoloriti o inesistenti. In realtà fa fede la segnaletica verticale, ma un po' di buonsenso non guasterebbe. Tonino De Mana. E adesso Alessio Boni sul palcoscenico del Teatro Garibaldi di Modica. Grande successo per Iliade, il gioco degli dei, una riscrittura del capolavoro di Omero che racconta un mondo antico non tanto lontano dai nostri giorni. Veronica Barbarino. Atena, tesoro, Hermes, bello mio, per fortuna che siete arrivati, non ne posso più di vostra madre. Non sono la loro madre. Tra risate e dramma, musiche dai toni della tragedia e balli, prosegue la stagione teatrale promossa dalla Fondazione Teatro Garibaldi di Modica con Iliade, il gioco degli dei. In una riscrittura liberamente ispirata al capolavoro di Omero, lo spettacolo vede protagonista in scena l'attore Alessio Boni, in uno Zeus dimesso, fedifrago e smemorato. Accanto a lui la moglie Era, la figlia Atena, ma anche Patroclo, Apollo, Ettore, una selva di dei e semidei tornati dal passato. Il mito greco, in cui il successo e la gloria dominano incontrastati, sul palco per raccontare un mondo antico che si riflette nel nostro presente. Diciamo sempre che i classici sono attuali. Credo che siamo noi che abbiamo fatto un passo indietro e siamo ritornati a 2800 anni fa, sono solo cambiate le modalità, no? Abbiamo dei computer, abbiamo il cellulare, abbiamo dei missili stratosferici. Tutto quello che c'era scritto da Omero si ripercuote nei giorni nostri. Là si usciva da una peste e si entrava nella guerra delle guerre. Gli dei si divertivano a giocare con gli umani. 3000 anni dopo siamo usciti da una pandemia. Ci sono più guerre in questo globo. I potenti, invece degli dei, gli oligarchi, tirano le file di questi poveri disgraziati. Dietro marionette con armature, scudi e mascheroni, le gesta degli eroi omerici accompagnano lo spettatore in un viaggio nella propria coscienza, alla ricerca della libertà di dire oggi no all'orrore. Sono venuta a calmarti. Impossibile. E veniamo adesso alla nostra programmazione. Reddito di povertà, microcredito, autoimpiego, misure a sostegno della regione siciliana per le famiglie in difficoltà economica. Giusy Lazzara ne parlerà oggi all'interno del nostro Sicilia 24 Focus con Ettore Foti, direttore del Dipartimento Lavoro della regione siciliana, padre Mario Sirica, presidente della locanda del Samaritano di Catania, e Davide Grasso del CAF di Palermo. Potete intervenire con un vostro messaggio di testo al 342 74 550 05. Vi ricordo che la trasmissione, oltre a essere in diretta su Telecolor, andrà anche in diretta streaming sul sito lasiciliaweb.it. Noi ci fermiamo, c'è un'altra pausa e poi il calcio. Siamo al calcio, prosegue la marcia del Palermo verso la gara di domenica al Barbera contro il Brescia. Squalificato Brunori, si candida per una maglia da titolare, le Duaron, ma sentiamo Marco Gullà. Continuità è quella che ricerca il Palermo per le prossime partite prima della sosta di marzo. Dopo la vittoria a Cosenza, rosanero che vogliono proseguire sulla strada tracciata. Domenica al Barbera arriverà il Brescia. Torneranno a disposizione di Dionisi Ceccaroni e di Achite, ma non ci sarà Brunori, squalificato. Il primo indiziato a prendere il posto del capitano rosanero è Leduaron, autore di 4 gol ma uscito fuori dai radar dopo l'arrivo di Poyampalo. Altra opzione sarebbe quella di vedere Di Francesco al posto di Brunori, lasciando ancora Leduaron
Aroni in panchina. L'ex Sassuolo però è in cerca della forma migliore e in questo 2025 ha giocato davvero pochissimo. Toccherà quindi a Joel Poyampalo reggere l'attacco rosanero. Yeah, it's going to be a difficult match at home against Brescia. With all the respect, of course, Brescia has maybe a little bit different quality than Cosenza, and it will not be an easy match, and we need to prepare ourselves well for that. And as said, we always, when we go home, we want to win, and this is the target for every game. Brescia in piena crisi, alle prese con difficoltà sia societarie che sportive. Il club lombardo sta vivendo un periodo di forte instabilità. E adesso in Serie C troppe assenze in vista di Catania-Foggia. Sentiamo il perché nel servizio di Tonino De Mana. 3 squalificati nel Foggia, 2 nel Catania, che però deve fare i conti con un'infermeria affollata, tanto da mandare su tutte le furie anche il vicepresidente Grella. Domenica al Massimino si trovano di fronte 2 squadre affamate di punti ed entrambe in corsa verso un piazzamento play-off, obiettivo minimo stagionale. Facile attendersi una gara senza troppi calcoli, con gli uomini di Mimmo Toscano chiamati al successo dopo 2 pari consecutivi, Casertana ed Altamura, che hanno raffreddato l'entusiasmo derivato dalla vittoria sul Monopoli. Dopo una serie di colloqui e discussioni animate che hanno riguardato anche la gestione degli infortunati, il Catania sa di non poter più sbagliare, con la tifoseria che da troppo tempo lancia segnali di insofferenza nei confronti di squadra, tecnico e dirigenza. Ancora una volta formazione condizionata da infortuni e squalifiche, con la società etnea che non ha gradito i turni di stoppa a stoppa dopo il cartellino rosso discusso e discutibile rimediato dall'attaccante nel convulso finale di Altamura. Immagini che non sembrano chiarire del tutto l'oggetto della contestazione, ovvero un presunto fallo di reazione ai danni di un avversario. La società ha comunicato di aver depositato richieste di accesso agli atti ufficiali di gara in funzione di un possibile ricorso avverso la squalifica. Stoppa, che ha ricevuto un'ammenda di 300 euro, salterà certamente il Foggia, per il Latina si vedrà. Fermati dal giudice sportivo anche Gherardi e i foggiani Felicioli, Parodi ed Emmauso, quest'ultimo ex di turno. Con questo servizio si chiude questa edizione di Sicilia 24. A tutti grazie per averci seguito, vi auguro un buon proseguimento di giornata e vi lascio con Sicilia 24 Focus. In studio la collega Giusy Lazzara, il telegiornale torna alle 19.